Eder. Mech. Pallister. Buongiorno. Eder, eccomi di nuovo qui come promesso. Come da titolo siamo alla svolta totale sul caso. Ed abbiamo delle novità incredibili sul caso di Lily dopo aver già fatto vedere la foto schiarita di chi c'è nell'auto di Sebastiano. Tengo a precisare una cosa, prima di dirvi cosa di altro abbiamo scoperto. Ebbene, la foto già era in circolo, ma noi siamo i primi in Italia ad essere riusciti a schiarirla ed ad aver ottenuto la sagoma umana di un soggetto a braccia conserte e finanche il volto abbastanza esile. Da qui siamo riusciti a provare la menzogna di Sebastiano sul punto. Alle ore 8:30 del 14 lui è in compagnia di qualcuno e non rivela ciò. Il dato è decisivo ed inoltre sbianca in viso a quarto grado, come già noi abbiamo fatto notare. Adesso però seguiteci sulla notizia della svolta sul caso. Abbiamo avuto contezza della presenza di un testimone oculare che ha visto il giorno 4 gennaio di sera Sebastiano con altri uomini nel parco San Giovanni, vicino al ritrovo di Lily. Il testimone X è la chiave finale del caso. Purtroppo, come già abbiamo detto, esistono più di 3 persone cattive che girano attorno a questa storia. Alcune dell'Est Europa. Si sospetta a riguardo che Lily avesse avuto intenzione di parlare alle autorità dei predetti soggetti. Ricordate che Lily disse che alcuni amici di Sebastiano non le piacevano. Ciò in uno ad altri discorsi sempre economici. È il movente del litigio che il terzo ha avuto con Lily, nel mentre la voleva bloccare nel suo intento di riferire alle autorità le cose sapute. Adesso sentite bene cosa successe quel 14, perché Lily dopo le 8:38 esce di casa e sta andando dritta alla destinazione sulla via San Cilino. Oggi ancora non diciamo il civico, ma sappiamo dove. Alle 8:30 in auto di Sebastiano c'è il terzo sospettato che poi scompare. Lo fa proprio nel momento in cui Lily è uscita di casa. Inizia quindi l'attività di ricerca di Lily anche con la vedetta scooter. Il seguito vuole che raggiungono Lily, come già detto, sulla San Cilino prima dei carabinieri ed hanno cercato di convincerla ma senza riuscirvi. Il resto è l'aggressione di cui abbiamo parlato. Oggi le cose sono quindi diventate chiarissime, ma c'è altro ancora. Presto, ciao! Ci sarebbe una notizia bombo. In pratica, questa notizia viene dall'ambiente giudiziario, fonti triestine, investigatori. Sembrerebbe che la storia del lampione non è vera, cioè ormai non è così come l'hanno raccontata. Esiste questo super testimone che avrebbe visto e riconosciuto Sebastiano per via la notte che stava scaricato il cadavere di Liliana con altre persone, solo che questo testimone è super terrorizzato perché è stato minacciato pesantemente da persone molto pericolose. A quanto pare c'è un giro pesante dietro questa storia di stranieri, gente che non è italiana, non italiani. È stato minacciato pesantemente lui e la sua famiglia in maniera seria, quindi questo non ha nessuna intenzione di testimoniare, stanno cercando in tutti i modi di convincerlo. Stanno facendo il programma testimoni, ma questo non se ne vuole andare nel programma testimoni, quindi si sta cercando di riuscire a convincere questo tizio. Se ho qualche notizia di più poi te la faccio sapere. Italiani cuco. Questo è il grido con cui è stato accolto il torturatore libico liberato dal governo italiano. Gli sberleffi nei nostri confronti si sono mescolati alle manifestazioni di giubilo e ai festeggiamenti dei supporters del comandante del campo di concentramento dei migranti.
Naturalmente è partita la solita sceneggiata di scaricabarile delle responsabilità per questa ennesima debacle internazionale che getta ulteriore discredito sul nostro paese. Fino a questo momento eravamo noti come italiani maccherone, italiani pizza e mandolino. Da oggi saremo anche italiani cucù. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.